Buonasera, sarà davvero un piacere raccontarvi oggi la storia speciale della nostra ospite, che è nata ad Airolo e cresciuta fra le pecore grazie alla sua famiglia contadina e oggi, su decisione del Consiglio federale, dopo un percorso professionale molto ricco, dirige il prestigioso e monumentale, mi viene da dire, Museo Nazionale Svizzero, che ha sede principale a Zurigo. Diamo il benvenuto a Denise Tonella. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. La chiamo direttrice, però potrei anche dire storica, antropologa, regista, produttrice, competenze anche in storia dell'arte, giusto? Ecco, un pochettino. Quindi lei deve avere un biglietto da visita lunghissimo, oppure cosa c'è scritto? No, appunto, adesso è facile, direttrice. Quindi... Direttrice del museo è una cosa facile. Tra l'altro noi siamo molto sul pezzo, devo dire, perché lei è stata nominata a dicembre, dopo 14 anni di Andreas Spielmann, però devo dire che la conferenza stampa di presentazione era prevista ad aprile, ma poi, vabbè, per gli ovvi motivi è stata rimandata a luglio. Lei comunque è già in carica direttrice, ha già una mostra che porta la sua firma. Sono mesi di passione. Come sta vivendo questo inizio al museo? Ma è veramente molto interessante, perché c'è tutto un cambio di ruolo e un cambio di competenze anche, naturalmente, che adesso devo mettere in atto. E trovo però adesso questo passo veramente affascinante, e anche la possibilità di avere ora in mano un po' le redini per cercare di pensare a come portare avanti un'istituzione come il Museo Nazionale Svizzero e come renderla ancora più forse rilevante per la società. Sì, tra l'altro un'istituzione importantissima che era nata a fine Ottocento, no, che era un po' il secolo dove si costruiva l'identità nazionale, gli stati e le nazioni nascevano nell'Ottocento. Qui è un gioco, devo dire, che cosa sceglie la direttrice Tonella fra, le posso proporre come pedine, l'amore, il matto, l'eremita, la morte, la fortuna e poi... questo è l'imperatore, ecco, persona autorevole e autoritaria non la sceglie nessuno questa pedina, però magari una direttrice deve avere polso, no? E magari può scegliere questa pedina. Ma no. io scelgo magari il matto questa volta, anche se devo dire la fortuna, l'amore sono anche cose molto importanti, ma in molte decisioni che ho preso ho dovuto essere un po' pazza. Un po' pazza, istintiva. Sì, e forse non pensare troppo anche alle conseguenze o a quello che significa il passo che poi si fa, ma avere il coraggio di farlo. Allora facciamo il primo passo con il dado, vediamo dove la porta. 6! Subito un numero molto forte. 2, 3, 4, 5, 6. E siamo proprio sul lavoro. Allora, noi abbiamo detto che questo museo è nato nel 1891, poi ha avuto un ampliamento nel 2016 con una nuova ala modernissima del museo. È nato in un periodo in cui appunto c'era la pressione di raccontare in modo forse anche un po' sciovinistico le nazioni. Oggi una direttrice di un museo nazionale che ha come obiettivo quello di raccontare la storia del paese attraverso mostre permanenti e temporanee, come deve lavorare? È una missione che abbiamo, che è veramente complessa, ed effettivamente, se all'inizio il Museo Nazionale è nato per mostrare l'identità svizzera, e la volontà era quella di crearne una all'epoca nel XIX secolo, perché in realtà era uno Stato ancora molto nuovo, in realtà era una repubblica di Stati. E adesso invece oggi, secondo me, o quello che vorrei fare anche del Museo Nazionale Svizzero, è un'istituzione che parla della storia svizzera e delle identità svizzere. Quindi oggi non ne abbiamo una, e non è neanche il compito del Museo Nazionale di dire noi siamo solo questo, ma ci sono diverse identità, diverse realtà, diverse culture. E quindi lei una prima scelta già l'ha fatta raccontando, complice anche la cronaca che ci ha parlato del 50° del suffragio femminile nel 71, la sua prima scelta è stata proprio di dedicare spazio e attenzione
alle lotte delle donne per ottenere questo scandaloso ritardo, devo dire. Scandaloso, no? sì. Ma devo dire che non è stata una mia scelta, è stata ancora una scelta di Andreas Spielmann, però io ho avuto la fortuna di poter curare e dirigere questo progetto e naturalmente forse sì, anche sapendo poi ad un certo punto di diventare che c'era stata questa nomina, insomma, per me è stato un progetto molto importante e sì, proprio un po' con questa domanda che mi pongo spesso di che cosa possiamo fare per contribuire in un certo modo a far capire meglio ai nostri visitatori il presente attraverso il passato. Ecco, attraverso appunto mostre temporanee. Sì, Oppure sì. Ci la sono mostra... naturalmente le mostre anche permanenti sulla Sì. storia della Svizzera, quello è un compito che abbiamo, ma le mostre temporanee effettivamente ci danno la possibilità di forse ancora di più collegare il presente con il passato e presentare forse anche delle visioni per il futuro. Mi viene una suggestione, ma ci sono delle pressioni politiche per il Museo Nazionale? Perché in fondo, visto che comunque dipende direttamente dal Consiglio federale, insomma, è un museo nazionale, delle pressioni politiche perché fare certe scelte, in fondo si fanno delle scelte politiche. Non è che il tema delle donne sta solo a sinistra, voglio dire, perché però è vero che storicamente, per esempio, quindi c'è qualcuno che può mettere una pressione politica alla direttrice dicendo ecco, ma faccia questa mostra piuttosto che quella. Allora, per esserci ci sono diverse persone, anche istituzioni che vengono e ci dicono che cosa secondo loro dovremmo fare, così. Ecco. Però c'è una legge federale sui musei ed è scritto veramente nero su bianco qual è il nostro compito e quali sono anche qual è la strategia del Consiglio federale per il Museo Nazionale. Quindi il nostro compito in realtà è molto vasto ed è semplicemente raccontare la storia svizzera e raccontare le molteplici identità della Svizzera. Quindi possiamo fare una mostra sui diritti delle donne, che forse si potrebbe dire a livello politico è più di sinistra. Un po' più a sinistra. Ma quello che dobbiamo fare non è la singola mostra che conta, ma è tutto il programma nel suo insieme. E quindi lì chiaramente è giusto ed è anche il nostro compito di creare un equilibrio e di non presentare solo alcuni temi. Anche noi non presentiamo solo una casella, vero? E andiamo oltre. Okay. Dopo un 6 vediamo cosa fa Listonella, 2 e andiamo sulla la piccola città. Airolo non si può dire che sia una piccola città, però lei vive a Zurigo, tra l'altro è artefice anche di alcuni viaggi, è stata in Asia, quindi la piccola città di Airolo lei l'ha lasciata in fondo, perché? No, che poi io sono cresciuta in una frazione di Airolo, Madrano, centinaia di abitanti, che ancora... non è nemmeno Airolo, insomma. Già andare a Airolo era un passo. Come andare a Las Vegas, insomma. No, però mi ricordo, allora poi rispondo alla domanda del perché ho lasciato, ma mi ricordo che quando ho iniziato il liceo a Bellinzona, che è una piccola città, lì io avevo veramente l'impressione di essere in una metropoli strepitosa. Quando uno cala Bellinzona dalla Leventina. È interessante pensare a questo oggi. Ma perché ho lasciato Airolo? Ma per me la cosa era abbastanza chiara già alle medie, nel senso che quando ho iniziato a capire che c'era di più che solo fare magari un apprendistato, ma che avrei potuto forse anche fare una scuola, che all'inizio poi pensavo di diventare infermiera perché tutto quello che faccio oggi non era nel mio orizzonte di quello che riuscivo a pensare all'epoca. E io ho scoperto il mondo al liceo. Okay. Perché avevamo veramente questi docenti che ci dicevano andate alla Biennale di Venezia, dovete andare al teatro, al cinema, dovete leggere questi autori. E lì ho veramente scoperto che c'è tutto un mondo dietro a questo e che mi affascinava moltissimo, e da lì per me era chiaro che Airolo non poteva essere il futuro. Ecco. Ho capito, perché appunto la sua provenienza di famiglia è una provenienza contadina, si può tranquillamente dire. Sì. Io ho detto pecore, giusto, perché nella prova ho detto capre, ma no. Ma quando ero piccolina avevamo una ventina di capre, ma mio papà era un grande amatore di pecore. Sì, perché diciamo che l'iconografia classica alla Heidi vede più le capre che le pecore, ma comunque è un mondo contadino che è molto legato alla terra, quindi lei ha scoperto un mondo intellettuale. Sì, il mondo a scuola, sui banchi di scuola. Sui banchi di scuola e non ancora tanto alle scuole medie.
Ma proprio al liceo veramente scoperto che c'è la cultura, che c'è il teatro, che c'è il cinema. Naturalmente guardavamo la televisione, sapevo che c'era chi faceva i film, ma era talmente lontana questa cosa che non faceva parte di quello che potevo immaginare come un Sì, futuro perché possibile. poi il suo percorso l'ha portata anche a Monaco, giusto? Per occuparsi Ho fatto diversi corsi a Monaco di Baviera in campo cinematografico. Ho capito. Sì. E i suoi genitori come hanno vissuto questo suo percorso? Come un tradimento? Ehm, allora, beh, i miei genitori, mia mamma è sempre stata molto aperta, quindi per lei Mhm. basta che i suoi figli siano felici, e quindi va benissimo qualsiasi via che intraprendono. Per mio papà è stato più difficile capire e anche perché lui era veramente in un mondo ancora circondato anche dai suoi genitori e dove in realtà per una donna l'idea di andare a studiare, c'era proprio ancora questa idea che poi tanto ci si sposa e si Mhm. sta a casa, non riusciva a capire questa cosa. E ho avuto anche la fortuna di avere dei docenti che però hanno veramente cercato di far capire che era importante che andassi al liceo e lì il percorso è stato un po' difficile ed è stato bello, però molto più tardi ho girato un film in Bregaglia dove ho preso anche mio papà come attore perché avevamo bisogno di un cacciatore. Un cacciatore attore e un cacciatore. Scusi, vabbè. Esatto, e lì ha un po' capito cos'era la mia vita poi, cos'era Quindi venendo diventata. sul set ha capito che si può raccontare. Sì. Che andava bene anche così, cioè che potevo vivere anche di quello e E come che... hanno vissuto i membri della sua famiglia, ma io direi anche un po' la comunità di Airolo, questa nomina prestigiosissima, va detto. Sì, no, devo dire che ho ricevuto molte congratulazioni e sento un certo orgoglio anche da parte della comunità airolese. Anche se devo dire però che io sono molto poco ad Airolo, quando torno vado a Madrano o la Sì. maggior parte del tempo sono in Cascina ai Monti, quando sono in Quindi Ticino. in montagna si torna In comunque. montagna si Si torna va in città, assolutamente. ma la casa è Airolo Madrano oppure Zurigo per La casa Denistonella? è Zurigo e Mm. la patria Sì, è la Cascina ai Monti, non Airolo, non Madrano. ho capito. Abbiamo fatto la geografia. Andiamo allora avanti con il matto facendo un 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vede, abbiamo evocato la letteratura, il mondo intellettuale e ora arriva precisa con la casella della libreria. Fra le attività mi viene una suggestione, perché qui si va un po' così improvvisando, mi viene una suggestione il fatto che il Museo Nazionale non è solo un museo, ma è anche un centro comunque di ricerca. C'è una biblioteca con sale di lettura bellissima, c'è un archivio fotografico, si sperimenta e anche si pubblicano dei libri. A me mi viene in mente uno che mi ha un po' incuriosito. Che cosa mangia la Svizzera? Un libro che accompagnava, presumo, una mostra temporanea. Ecco, che cosa mangia la Svizzera? Perché affrontare questo tema? Giusto per capire anche il lavoro che poi concretamente viene fatto. Ma è un tema molto interessante perché è un tema che permette di osservare la nostra società proprio da un punto storico, da un punto di vista storico-culturale. Quindi come l'alimentazione, il cibo, quello che si mangia, in fondo poi influisce anche sulle tradizioni, su quello che, se pensiamo addirittura al passato, il formaggio che è così importante per la Svizzera, beh, ha a che vedere veramente con una cultura legata agli Alpi svizzeri, all'alpeggio e al fatto anche che era un prodotto di esportazione molto importante sin dal Medioevo. Quindi è interessante anche vedere l'aspetto storico di quello che mangiamo oggi. C'è anche un letto, se non sbaglio, in una mostra, è stata fatta una mostra, la Sui storia. letti. Sì, sembra una cosa un po' promiscua, in realtà proprio il letto, che poi è uno di quei mobili che noi utilizziamo per almeno un terzo della nostra vita, forse. E lì è anche interessante vedere come a livello culturale la camera da letto cambia, da camera da letto che era però anche salotto e che era molto di più di appunto solo il luogo in cui si dorme, a luogo di ritiro, separato dalle altre stanze e lì cambia veramente da generazione a generazione un po'. Che cosa fate in più voi rispetto a quei numerosissimi musei etnografici che sono sparsi sul territorio e che ci raccontano, voglio dire,
dal rastrello alla gerla, di solito è una narrazione un po' folcloristica della nostra storia, quando in realtà oggi la Svizzera vive su un terziario avanzato. È una narrazione folcloristica. Una narrazione folcloristica è un errore? No, non è un errore, nel senso che i musei etnografici hanno la loro importanza per tutto quello che riguarda la vita veramente quotidiana. Noi facciamo poca vita quotidiana, nel senso che i nostri temi sono legati in genere o spesso a delle problematiche economiche, politiche che concernono tutta la Svizzera, sì, e il rapporto della Svizzera con il resto del mondo o comunque con l'Europa. Quindi magari un museo storico a Berna o a Basilea fa più storia regionale, i nostri temi fanno storia nazionale o internazionale. Bene, abbiamo parlato del Museo Nazionale, vogliamo entrarci per 44 secondi, se non sbaglio. È un video che penso lei conosca. Ok. Eccoci. Ma l'ha scelta lei, la sonorizzazione gezzata con la batteria? No, perché lei è esperta di video comunque, no? E quindi ci mette il naso anche nelle produzioni. In futuro lo metterò. Ecco, esattamente. Sì. Questo museo lei è entrata da ricercatrice scientifica, ma da dove proveniva? Come è avvenuto il passaggio al Museo Nazionale? È un passaggio interessante ed è una cosa anche che dico anche a tutti gli studenti o ai giovani che mi chiedono ma come hai fatto ad arrivare lì, di sempre seguire i propri interessi, la propria passione, perché io ho terminato i miei studi in storia e antropologia culturale, poi sapevo già che volevo fare un viaggio in Asia abbastanza lungo, quindi ho continuato a fare i miei lavoretti da studentessa, come lavorare al ristorante, così. Ho fatto questo viaggio e quando sono tornata sapevo già di voler iniziare a lavorare in campo cinematografico, perché in antropologia culturale avevamo fatto anche ricerca sul campo con l'audio e la videocamera e insomma, avevo trovato questo modo di comunicare, di trasmettere del sapere fantastico. E quindi ho iniziato a lavorare un po' anche gratuitamente per vari cortometraggi della scuola di film. E dopo 2 anni avevo iniziato a lavorare come freelance nel mondo cinematografico. E poi però continuavo a fare delle conferenze, a organizzare delle conferenze all'Università di Basilea. E alla sera, ad una cena, a una di queste conferenze, ero seduta accanto ad una curatrice del Museo Nazionale. Abbiamo parlato così, lei ha un po' capito, cioè mi ha fatto un po' di domande sulla mia vita, ma non ha detto nulla. E si è fatta viva forse 9 mesi dopo. Però si è marcata il nome. Si è marcata il nome, sapeva che questa ha studiato storia con molto medioevo e sa come si fanno dei video. E cercavano una persona con un profilo simile per il Forum della Storia Svizzera di Svitto, per la mostra permanente sulle origini della Svizzera, e la volevano fare molto audiovisuale. Ed è così, e quindi è andata così anche incredibile, quasi casualmente uno incontra qualcuno. Cioè senza l'idea di io voglio assolutamente lavorare al museo, e c'era anche molta gente che mi diceva ma tu sei matta, appunto matta. Hai studiato, potresti andare a insegnare al liceo, adesso continuerai a lavorare al ristorante per iniziare a fare film che poi non sai se riesci a vivere di quello. E invece è stata proprio quella curva che ho fatto che mi ha permesso di avere il joker, o insomma l'asso nella manica necessario per arrivare al Museo Nazionale. E poi dentro le è stata riconosciuta la creatività, ho letto, no? Quando è stata nominata, soprattutto 2 principi, oltre alle 6-7 lingue che lei parla, ebraico compreso, e magari poi ci arriviamo, però soprattutto è stata rilevata la sua forza, il suo talento organizzativo da una parte, e poi dall'altra parte la forte attitudine creativa. Quindi da una parte l'organizzazione, dall'altra parte la creatività. Farli andare assieme non è facile. Vedremo. Bene, allora lasciamo la libreria che ci ha portato. Dopo in Asia io ci voglio andare, però. Per esempio,
avanti qui. 1, 2, lo specchio. E siamo sullo specchio. È una donna che si piace, Denise Tonella? Lo specchio. Allora, spero che non sembri una domanda no. vagamente da un punto di vista maschile, ma No. lo specchio è un oggetto che ci interpella tutti, uomini Esatto. e donne. Cioè, a me piace l'immagine dello specchio nel senso che, allora, sono una persona che si critica abbastanza. Ok. E la trovo una cosa positiva, nel senso che spesso, allora, vedo comunque, cioè sono naturalmente contenta quando riesco a raggiungere dei traguardi, o quando mi viene detto che insomma una cosa è andata bene. E riconosco anche questa cosa, ma vedo sempre ancora il potenziale di andare avanti, di cosa si potrebbe migliorare, di cosa si potrebbe fare ancora. E in questo senso lo specchio per me è anche lo spirito critico che mi accompagna sempre, e che però trovo importante perché è quello che spesso mi porta avanti, al di là della curiosità che ho per migliaia di cose, ma che mi permette di sempre mettermi in gioco di nuovo e di chiedermi: ok, è andata bene, ma forse come si potrebbe ancora migliorare. Un po' di autocritica, ma non paralizzante. Non paralizzante. Come vive la prospettiva a luglio di questa presentazione alla stampa? Perché lì una cosa è, insomma, quando ci guardiamo allo specchio e facciamo una cosa sono le critiche che vengono da fuori. Ecco, lei è attenta, sicura e preoccupata di non piacere magari? Non sono preoccupatissima, però è una cosa che va preparata effettivamente, a cui devo un po' pensare quali sono veramente adesso i punti che voglio sviluppare in futuro, ma che posso anche già dire, che voglio già dire, perché comunque io voglio sviluppare diverse cose, ma insieme ai miei collaboratori. Quindi non sono il tipo di direttore o direttrice che dice: così voi dovete fare. Correre. Ma voglio veramente, in collaborazione con tutti appunto i collaboratori, sviluppare delle cose. Quindi questo significa però anche che ci vuole più tempo. Sì. No, non è che mi fa paura, non mi fa paura neanche la critica, se è critica costruttiva la trovo sempre interessante, e parlo anche volentieri con dei giornalisti o delle persone che mi fanno delle critiche costruttive. Non posso fare molto con le critiche aggressive. Certo, perché comunque un passaggio c'è stato, voglio dire, sei da collaboratrice scientifica all'interno del museo, si è anche occupata, poi magari ne parliamo, dell'UNESCO, i Castelli di Bellinzona, si è occupata in uno studio, insomma, per capire come si può valorizzare questo patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel ruolo di direttrice uno assume anche una carica istituzionale e pubblica. Pubblica, strategica. Pubblica, strategica. Politica anche, in questo caso. In ogni molto complicata, molto complicata. Sente mai il peso della missione e devo dire la preoccupazione o l'ansia da prestazione? Un po' magari all'inizio ci sta. Forse adesso ho ancora il vantaggio di essere all'inizio, di già conoscere l'istituzione, e quindi adesso c'è un'euforia anche all'interno del museo e una voglia di iniziare con me a sviluppare delle cose. Credo che le difficoltà che ci saranno le vedrò più tardi. E quanto potrà essere se stessa? Perché in quanto direttrice di un'istituzione così importante, e un'istituzione diplomatica quasi, magari la Denise Tonella, le sue idee, le sue sterzate, chissà, creative, andranno un po' limitate in un ruolo un po' più istituzionale. Sì, questo sicuramente, diciamo che non ho carte blanche al museo, quindi io rappresento adesso come direttrice del Museo Nazionale Svizzero un'istituzione della Confederazione. Ed è vero che, anche se non voglio, di fatto la rappresento anche nella mia vita privata. Sì. Cioè, se io adesso divento attivista comunque sì, cioè ci sono dei limiti effettivamente. Sì, anche solo non necessariamente scendere in piazza, ma anche twittare o qualcosa di particolare, prendere delle posizioni politiche. Sì. Allora, tra l'altro c'è la piazza, che è un luogo della manifestazione politica di dissenso. Andiamo oltre. Sì, con il matto. Okay. Questa bianca conta, eh? Conta. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo sul viale del tramonto, cioè a me sembra una casella molto difficile, non so davvero cosa chiederle, sono in difficoltà perché lei è all'inizio, diciamo, di un percorso, però sono anche alla fine di un altro, però.
di ecco. quello come curatrice. Esattamente, alla fine di un altro. Però vedo un bel sole che ci porta, questo è il tramonto, il sole teoricamente sta a ponente, cala ad ovest, però poi risorge ad est per arrivare dove? In Asia. Perché Giusto. è stata un Bellissimo po' questo complicato. collegamento. Vabbè, abbiamo fatto il giro del mondo, ma siamo al gioco del mondo. Allora, il sole più bello che ha visto, il tramonto più bello che ha visto, o l'alba più bella che ha visto, dove l'ha vista? Perché noi abbiamo le montagne, e un po' questo sole che proprio cala all'orizzonte è difficile trovarlo. Ho visto un sole bellissimo. Ah, beh, in tanti posti, mamma mia. Allora, devo dire che ho visto un sole bellissimo in Tibet. Ah, Non è il sole del mare, sì. ma è una luce diversa quando si è a 3.900 a 5.000 metri di altitudine. Fino lei No, non ho scalato montagne. Non ha scalato montagne. Okay. Ma già solo la città di Lhasa è a 3.900 Esatto. metri. E il base camp dell'Everest, il primo a cui si arriva in auto, è a 5.000 metri. E lì la luce è qualcosa di indescrivibile che non conosciamo. E poi ho visto anche dei tramonti bellissimi in Giappone. Ecco, il Giappone, quindi l'Asia, ma il primo viaggio in Asia lei quando lo va a fare? Perché noi per esempio abbiamo la stazione ferroviaria e c'è un treno, io non so se uno si avventura in Asia col treno o no. La prima volta che sono stata in Asia effettivamente è stata... Era il 2008, 2007 forse, 2007. Quindi abbastanza tardi. 3 anni prima di entrare al Museo Nazionale. Sì, avevo già fatto altri viaggi in Australia, in Messico prima, ma non in Asia. E lì ho preso il treno a Basilea e sono andata in treno fino ad Hanoi. E poi da Basilea a Hanoi in treno? Sì. Ho fatto la Transmongoliana, Wow. quindi attraverso tutta la Russia. Un mese in Russia, lì su un lago, anche sull'isola Olkhon del lago Baikal, che è il lago più profondo di acqua dolce al mondo. Fantastico. E poi la Mongolia un mese, e poi Pechino. Poi ho fatto 3 mesi in Cina, tra cui appunto il Tibet. Sono Ma andata da sola? All'inizio eravamo in 3, i primi 4 mesi, e poi ho fatto 3 mesi da sola, e quindi il Vietnam, la Thailandia e l'India. Ero da sola. Quando si viaggia verso quei paesi, la Svizzera risulta più piccola, più lontana, quando poi si torna, anche se hanno occhi diversi, quando no? Sul si proprio torna paese. da un viaggio così, specialmente dall'India, Sì. io dico sempre che tornare in Svizzera è come essere Tolkien, cioè il Signore degli Anelli, e tornare da tutte queste avventure a Hobbiton, Sì. cioè piccolo, bello verde, tutto pulito, Tutto pulito, c'è un po' quella sensazione. C'è un po' quella sensazione, sì. Sì, bene. Bello però poter tornare in un posto così. Direi proprio di sì. Oltre, vediamo, sì, perché magari riusciamo anche stiamo no, facendo il incredibile. giro. Qui l'aiuto io, Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, siamo arrivati sul viaggio. Adesso i viaggi ovviamente sono preclusi parzialmente. Voglio dire, Draghi in Italia dice venite in Italia a fare le vacanze, per dire, si stanno aprendo le frontiere anche per i viaggi, ma c'è un luogo nel quale lei torna volentieri, anche magari solo mentalmente. Qual è il suo posto delle fragole? Anche solo mentale. Sì, lei mi ha già detto Madrano, insomma, la cascina. Sì, ecco, lì la cascina è veramente un mondo, però lì per me è meno il viaggiare, ma è il tornare nella natura, lì dove sono cresciuta, dove so dove trovare i funghi, dove c'è veramente un rapporto con la natura che ha qualche cosa di quasi spirituale, perché conosco i sassi, conosco gli alberi. Quindi lì quello è più un tornare verso non so, un fulcro di energia, mentre il viaggiare è difficile, perché ho visto dei luoghi veramente bellissimi, ma uno dei posti a cui forse non si pensa o che fa un po' strano è alle Hawaii. Sì. Ma appunto fa strano, Sì. perché non Waikiki, la spiaggia su sì. Oahu, ma l'isola proprio di Hawaii, che è la più grande dell'arcipelago, ed è un'isola che sembra di essere comunque, è molto... lì si sente proprio la cultura del Pacifico, quindi è molto simile magari a isole come Tonga, Vanuatu e così. E c'è un hotspot, quindi c'è lava che esce sempre.
Ho capito. E vuol dire che lì ogni giorno nasce nuova terra. E a essere lì ho parlato molto con proprio la gente del posto, gli hawaiani, e c'è tutta questa religione, anche questa cultura legata a una natura che nasce, sì. Mi sembra che Delistonella si accende anche quando si affrontano temi che concernono lo spirito. Lei è una ricercatrice, il ricercatore, quello che fa, storico o antropologo che sia, è quello di adottare un approccio a una ricerca scientifica, ma una ricerca spirituale lei ce la sente, ed è una ricerca spirituale nella tradizione svizzera, cioè non solo, ma comunque è molto rappresentata in Svizzera, quella cristiana. No, è vero che la componente spirituale nella mia vita è molto importante, ma meno la componente religiosa, nel senso di una religione istituzionalizzata, Sì. proprio perché, avendo studiato la storia, so molto bene che cosa hanno fatto tutte queste religioni nel corso della storia, e mi danno molto meno un senso di cosa hanno spiritualità. fatto? C'è stata la violenza? Ma c'è molta violenza, le guerre, ma anche il potere esercitato sulla paura che si è. Per avere potere, uno dei mezzi è far paura alla gente. La gente, se ha paura, poi si può fare un po' quello che si vuole. E sono tutte cose che le grandi religioni un po' le hanno viste un po' tutte. Una mostra sulle religioni ci potrà essere. Sì, ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere. Sì. Perché una delle mostre che ho visto è quella sulle crisi, per esempio, che generano le utopie. È vero, una cosa che mi ha un po' sorpreso, ma era legata comunque, è nata l'idea con la pandemia. Sì, è nata con la pandemia, non è una mostra grandissima, è più uno spunto anche. Però quando si è in una crisi estrema ci sono anche le idee estreme su come sopravvivere, no? Quindi si porta a delle idee che possono anche essere utopiche. All'utopia, però l'utopia è un'idea che non si può realizzare per definizione, quindi... Sì, quindi Va bene, abbiamo, penso, il tempo per... Allora, se lei fa 1, 2, 3, 4, 5, torniamo sulla partenza e sarebbe tecnicamente un gioco del mondo perfetto. Ok. Vediamo cosa riesco a fare. Se fa 5... No, facciamo 1, va bene. E finiamo comunque sulla soffitta, che è un luogo al quale noi affidiamo degli oggetti che cadono un po' in disgrazia, magari, no? Ciò che va in soffitta è un po' l'anticamera, magari, dell'espulsione, oppure no, in soffitta uno custodisce qualcosa a cui tiene particolarmente. Io non so se lei conosce, perché ha citato il Giappone, Marie Kondo è una scrittrice giapponese che insegna, è diventata anche un po' una serie televisiva molto nota, insegna a liberarsi degli oggetti inutili. Però questo, per una direttrice che deve conservare gli oggetti, lì è sempre è pericoloso. Ecco, lei che fa in casa? Si comporta come al museo? No, non sono molto collezionista. Ho imparato abito in un appartamento di 2 locali e mezzo, e questo aiuta moltissimo a non accumulare troppe cose. E anche se ho veramente difficoltà a liberarmi, insomma, dei libri, per esempio. Ecco. Questa è una cosa che a ogni volta che trasloco mi dico no, questa è l'ultima volta, eppure però non ce la faccio. Ma come si fa a liberarsi dei libri? Anche se poi sono in digitale sul tablet, ma non è la stessa cosa. No, infatti. Quindi i libri se li porta sempre con sé, ma allora ha bisogno di una casa più grande. No. Adesso ho la fortuna di avere un bell'ufficio grande, quindi posso metterci un bel po' anche dei miei libri lì. E no, poi effettivamente bisogna chiedersi sì, ce l'ho veramente bisogno, oppure no, lo voglio leggere, oppure lo faccio effettivamente solo su tablet magari. Però in soffitta adesso per un po' ci dovrò mettere un progetto di documentario che avrei, ma il tempo non basterà nei prossimi anni. Un documentario su cosa? Sulla storia di mio nonno materno, che lui veniva dal Canton San Gallo, però mia mamma è cresciuta in Ticino e ha avuto una vita molto particolare, e una vita legata anche a temi abbastanza cupi della storia svizzera, che poi alla fine è andato tutto bene, ma temi come la psichiatrizzazione oppure
quel periodo in cui si toglievano i figli, gli affidamenti forzati e così. Storie un po' Storie abbastanza pesanti, ma complicate, che concernono anche Pro Juventute in alcuni anni del passato, esatto, insomma, sì, è vero, una pagina un po' cupa, la psichiatrizzazione di persone non volute, insomma, in odore sinistro di eugenetica, insomma. Vabbè. Però interessante, con un sacco di materiale. Ma vabbè, si farà, è che adesso è occupatissima come direttrice, chissà, va bene. Grazie Denise Tonella, grazie direttrice per essere stata con noi. È stato un piacere, grazie a lei. E grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un altro Gioco del Mondo. Buona serata. Il Gioco del Mondo con Camera di Commercio e dell'Industria del Canton Ticino. L'economia siamo tutti noi.